Okay, allora, con questo progetto abbiamo messo 4 moduli da questo lato e 4 di qua, quindi per un totale di 8 nidi artificiali che verranno utilizzati, speriamo, dai rondoni maggiori nel corso dei prossimi anni. Ci metteranno un po' ad abituarsi perché i nidi che attualmente usano hanno una struttura leggermente diversa, utilizzando le buche pontaie, quindi hanno una conformazione leggermente diversa e i nuovi rondoni dovranno abituarsi, ma se la colonia cresce, qui ci sono dei nuovi siti riproduttivi che potranno essere utilizzati. Chiaramente queste sono cassette nido selettive, quindi possono entrare i rondoni maggiori, ma non possono entrare uccelli problematici come ad esempio i piccioni, ecco, perché il foro è troppo piccolo per ospitarli. Così il presidente del gruppo insubrico di ornitologia Milo Manica mercoledì mattina ha spiegato il progetto in corso in cima al campanile della Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate. L'obiettivo è quello di offrire spazi per la riproduzione ai rondoni e da qui a fine anno il gruppo ornitologico, insieme alla LIPU, mapperà inoltre i siti di nidificazione all'interno del territorio, in modo da fornire al comune informazioni precise sui luoghi da tutelare anche in fase di ristrutturazione degli edifici.